Portogruaro rischia di perdere il filare di alberi in Viale Matteotti? È la domanda che mi sono posto da quando è stato aperto un cantiere lavori sul lato sud di questo viale, uno degli ultimi tratti di strada cittadini a mantenere l'originale alberatura. L'amministrazione senatore ha impegnato la somma di 100.000 euro per realizzare un percorso pedonale che si estenderà dalla rotatoria di Viale Cadorna sino a quella di Borgo Sant'Agnese per una lunghezza pari a circa 480 metri. Sullo stesso lato della strada verrà modificata la sosta veicolare, adottando per essa una disposizione a spina di pesce. Alcuni cittadini hanno pensato, a torto, che i lavori in corso servissero anche per realizzare una pista riservata alle due ruote. Nulla di tutto ciò, anche se una ciclabile ci starebbe bene, perché i ciclisti, a causa della ristrettezza della careggiata, vengono spesso sfiorati dalle auto di passaggio. Ad indurre in errore alcuni cittadini è stata la cartellonistica di cantiere, in cui si legge manutenzione straordinaria delle strade comunali e delle piste ciclabili, intervento di Viale Matteotti. La dicitura è la stessa riportata nel titolo della delibera di giunta numero 243 del 2019, ma leggendo il dispositivo si scopre che l'intervento su Viale Matteotti rientra in un disegno più ampio volto a migliorare la qualità urbana del capoluogo e delle frazioni. Una pista ciclabile in effetti è prevista ed è attualmente in fase di costruzione, ma lungo Viale Cadorna e servirà a collegare la frazione di Summaga al capoluogo. La riqualificazione di Viale Matteotti comprende pure la ridefinizione del sistema di smaltimento delle acque meteoritiche stradali attraverso il collegamento delle vecchie e nuove caditoie alla pubblica fognatura. Per raggiungere questo scopo stanno realizzando uno scavo parallelo alla sede stradale, andando inevitabilmente ad intaccare le radici dei tigli. Nel progetto si legge che gli interventi sono solo di tipo superficiale, ma gli esperti botanici ammoniscono che il 70% delle radici degli alberi è concentrato nei 40 cm di suolo più superficiali e si estende considerevolmente oltre la proiezione della chioma dell'albero. Su alcuni fusti di Viale Matteotti è stata staccata, probabilmente in maniera accidentale, parte della corteccia. Come se non bastasse, il progetto prevede che intorno alla base degli alberi venga ricavata una zona di rispetto permeabile, quadrata, avente lato pari a 1,5 m, un'ulteriore compromissione delle radici dei tigli. Mi domando se la riqualificazione di Viale Matteotti doveva per forza di cose essere così invasiva nei confronti delle alberature. Non vorrei che questi interventi portassero alla lenta ma inesorabile morte dei tigli che fino ad oggi godevano di ottima salute.